Buonasera amici di Rugby House, ve lo diciamo già sin da subito, è l'ultima puntata in esterno che facciamo, poi dalla prossima settimana entreremo nello studio nuovo della nostra trasmissione. Giovedì sera parliamo di Femici Z Rugby Rovigo Delta, parliamo di un campionato alle porte del Peroni Top 12 che vedrà sabato la prima sfida ufficiale della Femici Z Rugby Rovigo Delta impegnata alla Beltrametti di Piacenza contro i Lions. Ospite di questa puntata numero 2 della nuova stagione Jimmy James Ambrosini. Ciao Andrea. Ciao Jimmy, benvenuto. Grazie mille. Sono 2 mesi ormai che sei a Rovigo, come sta andando? Molto bene direi, e sono contento di essere qua. I ragazzi mi hanno preso dal primo giorno e mi sento già a casa dopo che sono qua da 2 mesi e mi sento davvero sinceramente bene. Allora, a me piace sempre un po' capire quello che è quello che è successo. Com'è andata la trattativa con Rovigo? Quando è cominciata, com'è stata? Allora, è cominciato con uno dei miei migliori amici qua, Diego Antel, quindi si era, penso a febbraio-marzo, che mi ha chiamato e praticamente mi ha chiamato chiedendo se ero interessato di venire qui, perché Diego ha parlato con Umberto e di là è cominciato la trattativa. Diego mi ha chiamato prima, poi Umberto. E mi ha chiesto se ero interessato di venire e ho detto sì, sinceramente stavo già pensando per il mio futuro dopo Fiamme. Volevo stare in una squadra di top 4, nella top 4 e essendo Rovigo che sono sempre le squadre più competitive nel campionato insieme a Calvisano, era una scelta abbastanza facile, nel senso lo sapevo sulle mie spalle che era la scelta giusta per me e che vorrei continuare a spingere con il rugby, conoscendo già Diego, Gianmarco Vian e Massimo Cioffi. La conoscenza di Diego arriva dal 7, mi sembra di capire. Esatto, sì. Quelli che ha detto con Diego è Gianmarco Vian, Massimo Cioffi, quelli 3 sono amici da Rugby Sevens. E comunque sì, avevo già un buon rapporto con loro e mi sentivo... Questa è una bella scelta per me perché lo so come giocano loro e un paio di altri giocatori come Ferro. Ho giocato con lui nelle emergenti anni fa e sì, niente, era una cosa che mi ha colpito, Jimmy, che in realtà tu il Battaglini in una maniera più o meno diretta l'avevi già conosciuto nel 2011. Non sì. Era un bel momento, di la verità. No, ero qua sulle tribune, anzi guardando Australia Under 20 contro Tonga Under 20 nel girone, che 5 giorni prima del mondiale qui nel 2011 era con Australia Under 20, ho giocato contro Scozia nell'amichevole e poi ho fatto male in mano sinistra, quindi è stato un momento diciamo difficile, ma allo stesso tempo ho anche ricevuto una chiamata da Benetton, da Vittorio Manari, che mi ha chiesto se volevo venire in Italia. Domanda alla quale tu hai detto no. Sì, esatto, ho detto no perché ho detto grazie per aver offerto questo a me, ma era già 2 volte che ho rotto la stessa mano in un anno di fila. Quindi ho tornato a giocare 2 o 3 partite, poi ho rirotto la stessa frattura della terza metatasso, quindi è stato un momento non tanto facile per me nel rugby e volevo andare via un attimo da rugby. Avevo 19 anni e ho messo tanta energia dentro lo sport, però mi sentivo di andare via e ho detto grazie mille Vittorio, ma magari se arriverà l'opportunità più avanti il penserò meglio, però per ora ho bisogno di pensare al mio benessere, che era di andare via dal rugby dopo quello che è. Dopo una delusione così grande, no? Che tra l'altro giocava vola 10, sì. L'attuale apertura dei Figi, no? Sì, ora è l'apertura dei Figi, ha giocato anche Stade Français, mi sa, Melbourne Rebels era con lui e davvero ha fatto anche un bel campionato lui. E c'era anche tanti altri campioni, certo, dentro quella squadra là, Michael Hooper, Edward Quirk, sì, e tanti altri, Scott Seo, Kuridrani, avevi una buona nazionale, no? Sì, sono arrivati anche terzo. Ma Michael Hooper era già così allora? Sì.
Ok. Marco Hooper da 16 anni era già sul spuntino capitano per Wallaby. È nato capitano. Sì, guardando lui giocando sempre contro New South Wales, Yeah. in inglese, si chiama, l'estate under 16, under 17, era già capitano lì e poi è diventato capitano per Australia under 16, under 17. E hanno fatto anche un spinto per aiutare lui di diventare ovviamente il capitano per i Wallabies, però era un buon natural leader. Sì. Era un leader naturale, insomma, che era cresciuto così. Ecco, noi Michael Hooper lo rispettiamo, ma la cosa che importa a tutti coloro che stanno ascoltando è Jimmy Ambrosini. Per cui abbiamo capito che si è trovato bene, che il Battaglini era nel suo destino, perché ti ha detto adesso non giochi, ma un giorno ci giocherai, Sì. e poi dopo 6 mesi è arrivata un'altra chiamata di Vittorio Munari che ti ha richiesto di andare a Treviso e tu hai detto... Sì, ovviamente sì, ero pronto, ho fatto riabilitazione, e ho fatto palestra per me stesso perché sono laureato in quello, volevo andare via a fare il mio come volevo io e mi sentivo davvero bene, sinceramente. Ho giocato con il Reds seconda squadra e ho fatto 2 o 3 partite con loro, poi sono andato via a metà stagione che stavo giocando al club lì a Brisbane e subito a Benetton. Tu sei di Brisbane, Sì. però la tua famiglia arriva dall'Abruzzo, da Chieti, no? Esatto, sì, il mio papà è abruzzese. Ecco, tu parlavi già italiano prima di venire a Treviso oppure non sapevi nemmeno una parola? Zero. Zero. Se non parlavo ancora faccio difficoltà ovviamente. No. Se senti il mio accento sì, non parlavo mai in abruzzese perché il mio papà parla dialetto, non è che lui è andato via da Italia quando aveva 6 anni, quindi parlava sempre dialetto con il nonno, la nonna mia, che era l'unico che è rimasto per me. E praticamente sì, la mamma è australiana, quindi parlavo sempre in inglese. Niente. Almeno potevo imparare qualcosa prima di venire qua perché hanno visto il mio cognome Ambrosini e mi sentivo un po' vergognoso. Ecco, visto che stiamo parlando un po' delle tue origini, ma insomma, Rugby House serve anche da questo punto di vista a conoscere un po' di più i giocatori, gli aspetti umani. E c'è una cosa che mi fa specie, che mi fa pensare, a differenza di altre nazionalità, ho notato che i giocatori australiani forse sono i giocatori che soffrono maggiormente la distanza, la lontananza dal loro paese. Dici? Beh, adesso mi viene in mente, tu mi ricordo, insomma, mi hai parlato dell'Australia come un luogo in cui un giorno tornerai sicuramente a vivere. Sì. Mi viene in mente un altro ex rossoblu che è Stevie Bortolussi, che appena 3 giorni va in Australia. Julian Garner, che è vero. E com'è questa cosa? È così bella l'Australia? È un bel paese, sì, ma magari perché è così lontano. Anzi, scusami, ti aggiungo l'apertura, quella del Calvisano, che a un certo punto è tornato. Sam Lane, Sì, che non... Perché Calvisano vuol dire, non è una grande diciamo squadra, però... Sì, diciamo che magari perché è così lontano sentiamo la mancanza della famiglia, però io sono qua da 7 anni, sono trasferito qua da 21 anni e loro comunque vengono una volta all'anno. Ah, ti vengono a trovare? Sì, a marzo, quasi sempre ogni anno, poi vado io, sono andato io per 5 settimane a giugno e mi sono divertito un sacco perché era tanto tempo che non ho preso così tanto tempo con la mia famiglia, gli amici, e nel 7 anni sono sempre tornato per l'università o sì, poco tempo, che quando ero con Benetton non avevamo più di 2 settimane liberi e quindi ho scelto di non giocare con la nazionale Rugby 7 quest'anno per tornare a vedere la mia famiglia, come dici tu, che c'era un po' di mancanza. E ora sono rinfrescato, ho visto loro e sono qua e sto creando una nuova famiglia qua a Rovigo, quindi ce l'ho la mia famiglia a casa in Australia, ma ce l'ho anche la famiglia rugbisticamente e anche di amicizia qui, che è importante per me di creare quello, soprattutto qua dove mi sento davvero bene.
Allora Jimmy, abbiamo parlato un po' della tua storia, abbiamo parlato un po' di quello che è la tua origine, hai parlato insomma di Rovigo, questa nuova esperienza che ufficialmente è partita in campo contro Colorno nella seconda giornata di Coppa Italia, una giornata in cui hai segnato, in cui ti avevano anche un po' puntato, a dire il vero, non è che ti abbiano risparmiato da un punto di vista difensivo. Sì, ho preso un po' di botte da Tuilagi, un po' in ritardo direi. Ti chiedeva sempre scusa ma te le dava però. Sì, anzi era molto educato lui, in quel senso, non faceva nient'altro, solo per calcio in ritardo. Sinceramente io sono abbastanza abituato, però magari non 5-7 volte in una partita. Ma è grande, grosso. Secondo me c'era un po' in ritardo, ma l'arbitro non ha fischiato niente. Una partita comunque positiva, una partita... Direi è sempre un passo in avanti in quelli che vogliamo esprimere quest'anno con il gioco di Umberto, la filosofia sua, la visione di gioco che sta creando lui. Abbiamo magari visto un po' di più in rispetto a Fiamme e Merecei, quindi c'è bisogno di pazienza, che siamo una nuova squadra con i giovani, anche con nuovi acquisti meno giovani come me. Bisogna tempo per amalgamarsi un po' di più, però direi che era una cosa positiva, che abbiamo creato ancora tante opportunità e anche finalizzato. L'importante è la vittoria lì, abbiamo preso, ma ci sono anche tanto lavoro da fare da quella partita, anche se abbiamo vinto. C'è cose da migliorare sicuramente. Ecco, facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlight della vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta contro l'HBS Colorno, poi rientriamo perché, come abbiamo già detto in fase di lancio di questa puntata, comincia il Peroni Top 12. Buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Mario Battaglini, di scena gara 2 di Coppa Italia 2019-2020. La FMCZ Rugby Rovigo Delta ospita l'HBS Colorno Rugby. Per quanto riguarda difesa e attacco, prova a partire dalla chiusa, Ambrosini prova a attaccare lui, mi sembra ottima, mano su, prende la rincorsa, vediamo se riesce a centrare i pali, no, diciamo di un certo rilievo, un altro ex Zebre a Famasaga. Nel frattempo arrivano dominando questa prima parte, nonostante una forbice veramente ristretta. David Odiete, attenzione, David Odiete sfugge a chiunque voglia o perlomeno pensi di poterlo fermare. Parte Ambrosini, vediamo la traiettoria sulla linea di 22. Viana, Ambrosini sale in maniera non perfetta Minari e c'è la possibilità di Mario Liut di mettere ufficialmente il proprio nome all'interno dell'H. E ricordiamo quanto sia stato importante il lavoro al piede da parte di Andrea Menniti Ippolito. Ruggeri a far da pivot a questa mola, shifta l'angolo, Tuilagi davanti, parte Piva, attacca Piva, la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta, firmata Gianmarco Piva in Emilia Romagna. Parte Ambrosini, il calcio del numero 10, l'acquaglio Cicchinelli, le mani non arrivano, il lancio era storto, Rovigo ci arriva per primo con Monberg, Liut, Ambrosini, attenzione, Rovigo può distendersi, Francesco Modena, due fuori, Antol non ha lo spazio, stava scalando la difesa di Colorno, per cui non ha lo spazio. Forse è successo qualcosa di strano perché il giudice di linea alza la bandierina, Odiete può andarsene per mettere ancora la propria griffa su questa partita. David Odiete, parte Odiete, forse la strozza un po' troppo, palo, Rovigo certo è capace di tutto, arriva subito grande pressione su Jimmy Ambrosini e la corsa, successo, eccezione fatta per un lavoro ai 5 metri in cui Rovigo si è salvata. Si alzano nel frattempo le bandierine, per cui 27-10 di Colorno. Antol, Pavesi bravo a tenere la continuità diretta. Ancora andiamo con Liut che senza caschetto stavolta. Ferro va a contatto, il sostegno, mani bellissime, e adesso la possibilità per Davide Ruggeri di cercare la bandierina e segnare la sua prima meta in rossoblu a conclusione di una azione strepitosa, che dopo l'1-4 di Ambrosini si prende la responsabilità di calciare. Neanche per lui però cercando di ampliare il proprio minutaggio, la propria esperienza, Canali, la presa è sicura, Pippo Gadorini pronto a strappare, pallone tra le mani di Pippo Gadorini, che come sempre riesce a trovare lo spazio idoneo dentro il traffico. Bravissimo Cadorini.
parte Odiete, più o meno stessa posizione precedente. Nulla da fare da parte di Angelini, Ambrosini, ancora Angelini, Singh, mismatch evidente fra i due. Pippo Gadorini, ottimi suoi appoggi, non riesce a trovare l'offload per il sostegno esterno, per cui Rovigo ricomincia con Michelotto. Bravo Michelotto a restare sui piedi, la continuità con Nico Pomaro. Vediamo se riesce a liberarsi, lo fa in maniera corretta ed efficace. Ancora Rovigo, Pavesi, le mani di Rovigo, ancora ad esaltare il pubblico del Battaglini. Reverse pass da parte di Anton Moscardi ed Olubian. Signore e signori, questa è la Femici Z Rugby Rovigo Delta. Che Colorno gioca in 14 da... Vediamo il cross kick da parte di Magri, pallone fuori. Il salto arriva alla meta di Von Tonder, però resta il fatto che Rovigo sarà in semifinale nel mese di dicembre contro la prima in classifica del girone A di questa Coppa Italia, mentre si conclude il match, per cui Rovigo attenderà. Allora Jimmy, sabato al Beltrametti di Piacenza, Lions, diciamo un ritorno per loro nella massima serie. Come vi state preparando per questa partita? No, stiamo preparando bene. La nostra prima di campionato e volevamo andare lì a fare le cose basiche e ancora esprimere il nostro gioco, però siamo consapevoli che loro, come hai detto tu, sono neopromessi e avranno tanto fame, soprattutto per la prima in casa, quindi i primi 20 minuti è molto importante per noi. E niente, abbiamo un piano di gioco, miglioreremo sempre in quello che stiamo concentrando noi. Non stiamo pensando tanto a loro, ma più alle cose nostre nell'attacco e in difesa che stiamo lavorando ogni giorno. E questa settimana è come le altre settimane, magari c'è un po' più, come si dice, eccitazione. Sì. Che finalmente è arrivato dopo 2 mesi e siamo davvero contenti che è arrivato dopo tutta questa fatica dove abbiamo sudato tanto in pre-stagione, quindi finalmente siamo qua e siamo pronti di dare il nostro contributo a ogni giocatore per far diventare le squadre che vogliamo essere. Ecco, allora tu hai conosciuto Umberto come tecnico, come allenatore anche a Treviso. Com'è cambiato in questo periodo? Lui come allenatore? Sì, ma sì, come l'hai visto diverso? O tu sei cambiato? Insomma, vi siete penso trovati? Tutti e due abbiamo cambiato un po'. Ovviamente a Benetton è un altro completamente diverso dinamico. Stiamo giocando in Europa dove tutte le squadre sono molto molto competitivi. Là era un momento abbastanza difficile sia per Umberto che per me, quindi si sente un po' l'importanza delle vittorie, eccetera. Quindi qua vinci un po' di più e senti un po' più rilassato. Sempre un po' più sereno. Un po' più sereno, l'ambiente qui è proprio tutti da voi staff e anche gli allenatori mettono noi in condizione di stare tranquilli. Quella è la cosa più importante. Magari a Benetton a quel momento c'era ancora cose da lavorare in quel senso lì, per mettere in migliori condizioni il giocatore per performare. E ovviamente vedi Benetton ora che Pavanel ha fatto un gran lavoro fissando tutte le cose, i piccoli problemi per mettere i giocatori al centro. Si vede qua a Rovigo che siamo così, ovviamente in un diverso campionato, quello italiano. E si vede anche Umberto che ha un bel rapporto con noi, quindi è un gran allenatore e anche un amico per noi. Quindi da quel punto di vista là ho visto che è molto più vicino noi giocatori, invece là magari è un po' meno vicino, che ci sono i stranieri. Qua siamo tutti italiani, un paio di nuovi acquisti, i sudafricani, che per fortuna sono arrivati loro. Comunque sì, dal punto di vista professionale Umberto è sempre uguale e magari migliorato ancora di più, ma direi amicizia è ancora migliorato. E James come è migliorato? In che senso? Non lo so, vedi tu, se ti dico James da Treviso qua, dov'è migliorato? Magari come uomo un po' più maturo. Ho imparato dai miei errori che ho fatto quando avevo 21 anni, magari non avevo tanto pazienza.
e quindi dal punto di vista giocatore penso che in tanti aspetti mi sono migliorato i calci in ogni senso, e anche dal punto di vista attaccante come attacco io ora ce l'ho molto più confidenza in quello che avevo magari a 21 anni. Sì, posso continuare, ma... No, va bene, insomma, giusto per dare un'idea, anche perché hai già cominciato in maniera magari leggera, ma comunque presente anche questo nuovo percorso come allenatore, no? Ti vedo in campo Sì. con i ragazzi. Sì, alleno gli under 14 e come preparatore atletico, ma ovviamente come sei tu ho fatto il livello 2 con te e vorrei continuare magari a fare più esperienze lavorando con i ragazzi, non solo nella parte del preparatore atletico ma anche allenare. Cioè, preferisci l'aspetto tecnico che quello di preparazione atletica? Non ho ancora provato bene, che ho fatto solo il livello, no? Quindi non lo so cosa preferisco per ora. Mi piace tantissimo allenare i ragazzi nella palestra, in campo, fare tutte le cose di corsa e altro, quindi devo solo provare e vedere cos'è per me, cosa voglio fare io dopo. E penso che tutti e due mi trovano bene, quindi va bene tutti e due. Allora facciamo una cosa, abbiamo parlato di Lions, andiamo a vedere il nuovo allenatore del Lions, una vecchia conoscenza del rugby italiano, Gonzalo Garcia, che insomma si è espresso su quelle che sono le aspettative nei confronti di questo nuovo campionato di Top 12. Beh, son tornato in Argentina, ho fatto quasi 3 anni là, lavorando un po' con la mia squadra di là, il Marista. E niente, poi all'improvviso, cioè un po' all'improvviso, un po' anche volendo, lasciando sempre una finestra aperta per la possibilità di tornare, è venuta fuori questa possibilità di cominciare questo percorso col Piacenza, e l'ho presa. Abbiamo deciso anche in famiglia, abbiamo detto secondo me è il momento giusto, che perché i bambini sono piccoli così, magari un po' più facile, abbiamo detto vai, andiamo. Ma io soprattutto spero di lavorare tanto con i ragazzi, di poter farli crescere ognuno in modo individuale e poi riuscire a fare una crescita come squadra. Sicuramente dobbiamo lavorare tanto sulla fiducia di ogni giocatore, perché venendo da una Serie A, insomma il top 12 gli impatti sono altri, il ritmo è un altro. Però sono giocatori che tutti hanno le possibilità e le competenze per fare un buon campionato. Certo, sì, non l'abbiamo neanche parlato, però si sopraintende che il primo obiettivo è quello di salvarsi, numerico. Cioè, poi, come ti dicevo prima, per me sarebbe molto bello finire la stagione e vedere comunque che tutti i giocatori hanno fatto un anno, un percorso dove sono cresciuti tutti. Ho parlato poco con alcuni, li ho lasciati stare tranquilli. Sì, insomma, un momento diciamo difficile per la nazionale, purtroppo non siamo riusciti a qualificare, però penso che il lavoro che hanno fatto tutti gli allenatori sia stato un lavoro molto importante. A volte ci vuole un po' più di tempo, un po' più di pazienza. Purtroppo anche le altre squadre fanno dei lavori pazzeschi e te la giochi con quelli là. Sì, vabbè, in caso di Campagnaro abbiamo anche giocato insieme, è un giocatore fortissimo, che ha avuto una crescita, un percorso spettacolare secondo me. Poi ci sono altri ragazzi, come hai detto te, Bellini, Minozzi, Allan, tutti comunque hanno delle buone capacità e sono giocatori che secondo me sono abili per riuscire a fare qualsiasi tipo di gioco l'allenatore possa chiedere. Sono giocatori che giocano comunque in base alla difesa che trovano in quel momento là, e sono anche quasi tutti cresciuti già in maniera, diciamo, in fatto mentale molto, molto cresciuti. Ovviamente ci sono alcuni più giovani che
devono ancora fare delle esperienze, ma insomma io sono fiducioso, penso che l'Italia ha delle qualità per continuare un lavoro e fare bene. E dopo aver sentito le parole di Gonzalo Garcia, l'allenatore dei Lions, ricordiamo insomma che anche all'interno dei Lions ritornerà in Italia Pass, l'ex secondo centro di Calvisano, per cui la squadra piacentina sicuramente darà dura battaglia ai rossoblù e in generale tutto il campionato per restare nella massima serie dopo essere salita insieme all'HBS Colorno, per cui una partita che avrà luogo sabato, la prima del campionato di Peroni Top 12, in cui i bersaglieri faranno il loro esordio ufficiale. Ricordiamo, visto che ci siamo, che la prima partita casalinga avrà luogo domenica 27 ottobre, non sabato ma domenica 27 ottobre qui praticamente qui allo stadio Mario Battaglini contro le Fiamme Oro. È arrivato il momento dei tifosi, come ogni settimana insomma, ognuno si è espresso attraverso i social per saperne un po' di più di James Ambrosini, per cui andiamo subito a vedere quelle che sono le domande. Dice: ciao James, ti seguo su Instagram, ormai Facebook non conta più, va solo Instagram. Tu sei un Instagrammer costante? No, non tantissimo. No, che esercizi posso fare per diventare più veloce? Chi ha scritto quello? Channels. Channels, Sì. un tifoso. Un tifoso qualunque. Che esercizi posso? Per diventare più veloce. Per diventare più veloce. Vabbè, per lui non diventerà mai più veloce, quindi niente. Matteo Canali non diventerai più veloce, per cui nulla da fare. No, scherzo. Sì, un paio di cose di tecnica di corsa, iniziare così e poi lavori sull'agilità e velocità dai piedi, ma magari se voi andiamo in pista indietro qua e possiamo fare una seduta insieme. Ecco. Poi c'è Giacomo che dice praticamente se tu e Andrea Bacchetti, con i quali avete condiviso uno spot da Rugby Rovigo, è vero che siete candidati per gli Oscar? No, non è vero. Non ancora, Giacomo. Grazie comunque Jack per la domanda. Jimmy, benvenuto a bordo James. Quanto tempo dedicate in allenamento o in extra time ai calci dalla piazzola? Fate a gara con Andrea su chi ne mette di più? Mi piace pensare di sì. Quante ore? Quante ore dedicate in allenamento ai calci? Faccio 20-30 minuti al giorno. 20-30 minuti al giorno? Quindi quasi fra 20 a 40 calci. E fate delle sfide tu e Manny oppure ognuno si allena per... Sì, no, alleneremo sempre insieme. Sì, le sfide direi ancora no, però magari bisogna farlo. Sì. Ecco, fra un po' bisognerebbe. Sì. Edoardo, ciao James, come ti trovi con Piva dentro e fuori dal campo? Un abbraccio e forza Rovigo. Edo, Master Andrea. Nessun commento. No. Dentro ho giocato una partita con lui contro Colorno, mi trovo bene con lui che è molto rapido, dà servizio molto veloce per noi. Quindi da quel punto di vista dentro il campo bene, fuori dal campo se non conoscete lui è Treviso fino a mercoledì, poi fa l'appoggio da me. Quindi, vivete insieme, vero? Sì, da giovedì in poi. L'appartamento. Sì, esatto. Quindi io preparo da mangiare e faccio il suo letto ogni giorno. Ah, sì? No, però è in gamba. Lui è molto educato, è molto simpatico. Quindi, bene. Poi Francesco, ciao James, mi piacerebbe sapere il tuo segreto per avere dei denti così bianchi e splendenti. Lavare i denti. Lavarsi i denti? 2 volte al giorno. Almeno? Sì, esatto. Almeno. Tra l'altro Jimmy alza una riflessione legata a questa tua stagione in cui c'è anche Andrea, quindi Meniti Ippolito, una bella concorrenza, un bel modo per crescere. Come sta andando questo rapporto? Bene, molto bene. Io conosco Manny da tanti anni e ho giocato sempre contro lui quando era a Sandanà e anche alle Fiamme. Ce l'ho un bel rispetto, tanto rispetto per lui, che alla fine anche lui ha vinto un campionato con Padova. Quindi noi sinceramente troviamo bene insieme, parliamo sempre sia prima che dopo allenamenti su dove possiamo migliorare insieme la squadra per far girare meglio la nostra squadra, insomma. Avete visto che ogni tanto lui va a 15, io rimango a 10, quindi stiamo bene insieme anche da quel punto di vista là. E niente,
dal punto di vista del giocatore è un gran giocatore, ma anche un amico fuori dal campo. Ovviamente c'è competitività, che lui è il 10 anche, ma è importante di avere quello. E certo. Se non hai quello, se non cresci magari un po' meno. Invece io e lui proviamo di spingersi magari insieme. Un prossimo livello. Sì, esatto. Sì. Quindi insomma una buona concorrenza interna. Sì. Anche perché avete due caratteristiche, cioè siete due giocatori diversi con caratteristiche diverse, no? Sì, lui è molto preciso con i calci, è molto ordinato in quel senso lì, e per quello mi stimo molto vedere lui negli allenamenti, anche in campo, che ha fatto una bella partita contro il Merecei, dove io e te stavamo guardando qui, e abbiamo anche commentato che cosa ha fatto per noi in quella partita lì. Niente, no. A te piace magari un altro tipo di caratteristiche un po' più da attaccante forse, sì. rispetto a Manny? Non so, anche lui è bravo a attaccare, ma sì, mi piace tenere la palla in mano. Come da Australia noi magari puntiamo un po' meno sui calci, che ogni tanto brucia, perché è importante anche avere la responsabilità di fare i 3 punti e trasformazione quando serve, ma penso in questi anni ho fatto abbastanza nel campionato top 12, sono abbastanza confidente con il piede, ovviamente con l'Orno non è andato così. Questa è una giornata in cui tutti non sono andati bene. Sì, era stata una giornata così, ma sono confidente lo stesso. Ecco, ultima domanda Jimmy, la regola 50-22 quanto può cambiare il vostro modo di giocare? Direi che può cambiare nel senso che se tengono su gli ali, allora possiamo usare quella regola, però se le squadre vedono che magari noi siamo una squadra che piace tanto giocare con la palla in mano, quindi puoi aprire quegli spazi là per io e Manny e sfrutteremolo se vogliono tenere gli ali su. Altrimenti se tengono gli ali indietro, allora teniamo la palla e giochiamo quello che è il nostro punto di forza, è tenere la palla e fa giocare, fa divertire il nostro pubblico. Secondo te che tipo di difesa in generale attueranno contro di noi? Cioè quella di portare le ali sulla linea o tenere un po' più profondi per, diciamo, evitare i calci? Se giocavo contro noi? Sì, dipende se giochi tu o gioca Manny? No, non lo so. Se giocavo contro noi, magari... Cosa ti aspetti dalle difese? Magari lascerei indietro, gli ali di venire su, così, perché comunque giochiamo tanto con la palla in mano e magari noi bisogna anche cambiare il nostro gioco un po' di più con i calci indietro. Se c'è lo spazio indietro in linea, allora usiamola invece di usare sempre la palla in mano, cioè lo spazio non è solo con la palla in mano ma anche con il piede, quindi se andavo a fare analisi contro di noi farò una difesa aggressiva con gli ali su. Ok, siamo giunti al termine di questa puntata di Rugby House, ricordiamo sabato l'esordio contro i Lions Piacenza e poi quello che sarà la prima qui al Battaglini del Top 12 domenica 27 ottobre contro le Fiamme, una tua ex squadra, insomma, voglio dire. Sì. Un motivo in più per far bene, no? Un altro motivo in più, sì, esatto. Ok, Jimmy, grazie mille per essere stato con noi. Grazie mille, grazie a te Andrea. Bocca al lupo per tutto e niente, noi ci vediamo giovedì prossimo, ricordiamo sempre la partita il martedì alle 21, sempre su TV7 News. Arrivederci alla prossima.